cosa potevo chiedere di più se non di partire per il mio periplo con un gozzo napoletano, vero, con Amedeo Colella e soprattutto con un posteggiatore, con Dario Garandelli. Allora, Dario, che cos'è un posteggiatore? La figura del posteggiatore nasce alla fine dell'Ottocento, durante il periodo d'oro della canzone napoletana. Queste figure di musicisti, a volte molto preparati, anche maestri di conservatorio, con chitarra, mandolini, si appostavano, trovavano un posto agli angoli delle strade trafficate, nelle piazze. Quali sono le postegge più richieste oggi? Le postegge più era D'Amaggio, Maruzzella. Maruzzella, Maruzzella, te mi dall'occhio mare. Napoli, per capirla, bisogna guardarla dal mare, bisogna arrivare dal mare, a cominciare da questo borgo di Santa Lucia. È il borgo che ha ispirato stuolo di artisti. Ui che facite, miezza alla via. Santa Lucia, Santa Lucia. Questa canzone fu tradotta nel 1832 da Enrico Kostovic in italiano e diventa Santa Lucia, quella che conosciamo in italiano, che oggi in Scandinavia è addirittura in inno nazionale. T'aggio voluta bene a te. Amedeo, si dice che il mare in qualche modo influenzi la lingua napoletana, ma anche i modi di dire. La lingua napoletana è pesantemente influenzata dal mare. Che ne so, un uomo brutto è brutto come uno scurf, ecco io. Una donna molto sottile, magra, è secca come una liscia. Che ne so, un uomo noioso è un pesce a brora, un pesce a zuppa. Un uomo innocente è un pesce tielle e cannucce. Vicino mare, Allora, i napoletani accendono un cero a San Gennaro Sì. e poi toccano ferro. Toccano Tengono ferro. il corno in tasca, però sono molto religiosi, ce l'ho sempre anch'io, lo porto sempre con me. Come diceva Edoardo De Filippo, essere superstiziosi, insomma, è da stupidi, però poi non esserlo porta male. Meglio non correre rischi, no? Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia. Abbiamo lasciato Mergellina, il cui toponimo potrebbe derivare da questa infiorescenza del corallo, Mergellina, e stiamo arrivando a Posillipo, che naturalmente dal greco pausa dal dolore, Pausilipon, naturalmente. Queste erano le ville di ozio degli antichi romani. Grazie ragazzi, grazie mille.